Seconda parte di Sardegna Verde, carnevale è finito, ma insomma la tradizione dei Mamuzzones non va in vacanza. Andrea, stiamo sistemando Surzu. Sì, questo è Surzu, una delle maschere principali che abbiamo a Samogheo. Lui è Surzu, questo ragazzo che è qua che si sta preparando è il suo amatore e questi ragazzi che sono qua dietro sono i Mamuzzones, coloro che accompagnano l'anima sacrificale dello Surzu, che vorrebbe dire orco in italiano secondo molti. Surzu in pratica viene portato in processione da suo amatore, che lo tiene sempre a bada con sa soga in modo che lui non possa andare come vuole, anche se riesce, perché essendo una maschera abbastanza forte, abbastanza agile, riesce a muoversi come vuole. E i Mamuzzones se lo seguono dietro con il passo dei campanacci, facendo il rumore con i campanacci. Prepariamo una sfilata che anche quest'anno ha avuto un esito abbastanza positivo, e facciamo il carnevale. Finito il nostro carnevale iniziamo con le altre uscite. Le altre uscite che proseguono sia a carnevale che anche dopo il carnevale, sia uscendo qui in Sardegna, girando i vari posti che ci sono qua da visitare, da vedere, sia nel continente che qualche volta anche all'estero. Grazie Andrea, buon lavoro, tra poco qualche altra curiosità e ora torniamo al panificio Sugokoi per capire dove si vendono quei prodotti squisiti che abbiamo conosciuto. Prevalentemente nel territorio dell'Alto Oristanese. Da poco tempo abbiamo iniziato anche a consegnarlo a Sassari in dei punti vendita mirati. E grazie alle tecnologie che siamo riusciti ad abbinare negli anni, unendo tradizione e tecnologia, riusciamo a fornire un prodotto che resta fragrante, mantiene la sua fragranza anche dopo 2 o 3 giorni di produzione. Siamo tornati a Casa Serra, Maurizio, è rimasto tutto intanto, non avete ancora toccato nulla, no? Non stiamo ancora aspettando di presentare i prodotti. Da cosa dovremmo cominciare? Da su Ortao, c'è l'imbarazzo della scelta. La shot è la scelta. E allora andiamo a conoscere con chi l'ha fatto, con Mondino Sortao, come l'abbiamo preparato. Salve, allora questa è una pietanza che preparavano il giorno che si ammazzava le maiali. È preparato con la puntura del maiale, con tutte le parti più sanguinose del maiale, si ritagliavano, si condeva con delle spezie, pomodori secchi, prezzemolo, aglio, insomma. Condito, poi si riempiva nell'intestino del maiale e si metteva a arrostire. Non le chiedo quante calorie ha, ma... Insomma, poche, è un maiale light. Pietro, venga qua. Zafferano che poi finisce nei dolci, zafferano che si produce qui. Qui a Samogheo, sì, è una coltivazione minima, un piccolo appezzamento di circa 30 ari di zafferano. Non potete frecciarvi perché siete fuori territorio del marchio DOP, ma va bene così, sì. Però abbiamo tentato di farlo anche se non siamo di sangue a vino. Bisogna alzare la voce, insomma, no? per ampliare i territori. E lo zafferano poi entra anche in questi dolci che sì, sono? Questi sono dolci a base di formaggio, farina e zucchero, e in più viene utilizzato anche lo zafferano, mentre questo è sempre un prodotto, un fritto a base di formaggio lo stesso, però questo è un salato, è il contrario di questo. Veramente delle bontà, festeggiamenti per il patronato Epaca di Coldiretti che compie tanti anni. Approfondiamo. Buongiorno, siamo al 60° compleanno dell'Epaca, il patronato della Coldiretti, ma ormai il patronato di tutti i cittadini. Con orgoglio festeggiamo questo traguardo e siamo qui per ricordare la presenza del patronato in tutto il territorio nazionale, in particolare nei più remoti recapiti della Coldiretti, e in questa occasione ricordiamo per il 31 di marzo la scadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per il 2013 e ricordare anche che per quanto riguarda le disoccupazioni degli altri settori non c'è più una scadenza fissa, ma la scadenza è di 2 mesi e 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. E per brindare allora i 60 anni di Epaca, i vini della cantina della Valle di Accoro, Antonio, quante bottiglie? Ma noi facciamo intorno alle 5.000 bottiglie all'anno. Il vitigno qual è? Il vitigno è un vitigno prevalentemente mandrolisai, quindi bovale sardo, muristello, cannonau e monica. Diciamo il rosso.
per il vino rosso, che noi lo chiamiamo carrasegare in omaggio alle nostre maschere. Nella famiglia Meloni, oltre a Francesco, fa il pane anche Antonello e la signora. Buongiorno. Quando si dice chiudere la filiera, voi siete nati come imprenditori, come produttori di grano? Noi abbiamo da un anno a questa parte abbiamo voluto combinare le varie esperienze avute dalla nascita in famiglia di agricoltori con le esperienze poi di trasformazione dei prodotti agricoli, e grazie alla legge di orientamento in agricoltura abbiamo avuto la possibilità di chiudere la filiera producendo gran parte del grano che poi trasformiamo in pane di Samugheo. Sergio, velluto e sughero, la tradizione trionfa nella vostra sartoria. Sì, cerchiamo di riprendere anche dei capi etnici, insomma, di rifarli, anche modernizzandoli, insomma, di unire appunto la tradizione con l'innovazione. Ecco. Lei porta avanti una tradizione di famiglia o ha iniziato da zero? Sì, io lavoro in sartoria. Mio padre è il sarto ideatore delle creazioni, insomma. Io do una mano, poi naturalmente continuerò nell'azienda. Ecco. Grazie Sergio, complimenti. Il mamuzzone sono alle prese con il fuoco. Andiamo a curiosare. Adesso noi qua vediamo il nostro mamuzzone che viene dipinto da Assunzied. Gli viene messa la funigine in faccia come segno per non essere riconosciuto in pratica, per essere all'oscuro e per essere non riconosciuto, diciamo, dalle persone che vengono a vederlo, oppure dai cosiddetti spiriti cattivi. Una volta che il mamuzzone ha finito di tingersi il viso di fuligine, indossa il copricapo ed è pronto a accompagnare il suo anima sacrificale e la vittima sacrificale del sacrificio. Il copricapo è composto fatto in sughero proprio vero e proprio, preso dalle piante del nostro paese e sistemato proprio apposta per fare la maschera del suo mamuzzone, pelle di capra e corna sempre caprine. E il mamuzzone è pronto. Bacchiso, quanti esempi di filiera corta attorno a noi? Sì, tanti. Niente, fa molto piacere essere qua, perché nei primi anni 2000, quando in Coldiretti si lanciavano i primi progetti legati all'accorciamento della filiera e si ragionava con amministrazioni comunali e con imprenditori agricoli, seguendo quella scia oggi si vede che alcune amministrazioni come quella che oggi ci ospita ha portato avanti dei progetti nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Grazie Bachisio. Mario, una produzione tipica del territorio è anche quella che voi lavorate nel vostro laboratorio? Sì, in effetti noi siamo artigiani tessitori e con mia moglie ci siamo dedicati alla lavorazione delle orbacce, per la quale noi ritiriamo la lana succida dai pastori e la trasformiamo in tessuto che poi viene usato per realizzare costumi tipici o delle gabbanelle. C'è un mercato per prodotti come questi ancora o si sta tornando piano piano? Mi sembra che si sta un po' tornando, necessariamente va tutelato perché c'è il rischio che si stanno infiltrando delle imitazioni che provengono dal continente e che non ha neanche lana sarda. Quindi un mercato c'è, va tutelato. E a proposito dei capolavori dell'arte tessile, torniamo al museo e facciaci raccontare qualche curiosità sui pezzi pregiati dal direttore. Sì, qui stiamo vedendo alcuni pezzi pregiati della collezione del museo e si tratta dei tappino e mortu, che sono delle coperte particolari risalenti alla fine del Settecento, inizio Ottocento, questi in modo specifico provenienti da Orgosolo, e sono dei tappeti molto particolari anche perché si è perduta la modalità e la tecnica di fattura ai giorni nostri. Sono particolari anche perché derivano dalla lavorazione, dalle simbologie del kilim anatolico. Allora Maurizio, col pane si accompagnano questi splendidi insaccati, i formaggi, poi c'è la pasta fresca. Sì, qualcosa almeno per ricordare chi sono le ditte che producono questi Certo. alimenti.
E gli insaccati sono prodotti dalla macelleria Deias, che esiste da illo tempore. I ravioli e le seadas sono prodotti dal pastificio Caddeo e i dolci dalla pasticceria Corona. E dobbiamo dire grazie alla Proloco per questo bello allestimento a Casaserra, vero Maurizio? Grazie alla Proloco che ha organizzato questa tavolata e che quest'anno festeggia i 60 anni della sua fondazione, quindi lo volevo ricordare visto che coincide con i 60 anni di Epaca. Allora, Sindaco, abbiamo parlato e li abbiamo conosciuti anche i marchi Decco, invitiamo tutti gli amici che ci guardano dalla Sardegna, non solo, insomma, a venire a trovarvi a Samugheo. Il carnevale è passato, ma ci sono sempre buone occasioni. Un weekend qui lo si può fare serenamente e con buoni risultati. Assolutamente, soprattutto per i prodotti enogastronomici che abbiamo visto qua, quei prodotti che abbiamo esposto e quelli che vogliamo valorizzare col marchio Decco. Con il marchio Decco i prodotti di Samugheo saranno a prova di imitazione in giro per la Sardegna e per il mondo. Questo è lo scopo dell'amministrazione, tutelarli e valorizzarli e promuoverli in tutto il mondo. Stringo la mano al sindaco di Samugheo per ringraziare idealmente tutta la comunità che oggi ci ha ospitato, ringraziamenti che si estendono a Marco Massidda, Gianluigi Deida e Angelo Palla, ma soprattutto alle amiche e agli amici a casa che ci hanno seguito oggi da Samugheo e ci potranno seguire domenica da San Mazzai. Non si cambia canale, lo sapete, c'è il telegiornale di Videolina, l'augurio di una serena settimana. Grazie.